Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo ultimo giorno di luglio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che ci saranno numerosissimi collegamenti con tutto il territorio regionale, perché ci sono tanti fatti dei quali dobbiamo darvi conto. Tra l'altro in una giornata che è segnata da una nuova allerta a meteo per ondate di calore. Ci saranno dei picchi di temperatura nel pomeriggio, ma chiaramente procederemo per gradi e non è una battuta. Ci collegheremo anche con Vicenza, dove ci sono delle iniziative in corso contro il caldo. Prima però la cronaca che ci porta a Ponzano con la nostra con la nostra Francesca Bozza. Per la parte tecnica c'è Nicoletta Rizzetto. Torniamo a parlare di furti, di ladri in azione anche con i proprietari in casa. La Marca davvero è senza pace. Buongiorno Francesca. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori, con Nicoletta Rizzetto. Siamo in via Dante Alighieri, la zona, il quartiere è conosciuto come Al Bastone. Insieme a noi il sindaco. Buongiorno Antonello Baseggio, ben ritrovato. Buongiorno. Cristian, ti dico subito che abbiamo avvicinato e raccolto la testimonianza proprio dell'ennesima vittima. Questa volta parliamo di un tentato furto con un'esperienza, un incubo, possiamo definirlo così, vissuto, perché la madre ci ha raccontato che martedì sera la figlia era stesa sul divano di casa. A un certo punto è stata svegliata da una torcia che le è stata puntata addosso. Ha visto un uomo dall'altra parte della finestra, il malvivente che si era appunto introdotto nel giardino di casa puntandole questa torcia. Lei chiaramente si è svegliata di soprassalto, ha iniziato ad urlare. Il cane, un cane di grossa taglia, ha iniziato ad abbaiare. I genitori si sono svegliati, a loro volta hanno iniziato ad urlare i ladri, e i malviventi sono scappati. Chiaramente, sindaco, tentato furto, ma resta l'angoscia, ci dice mia figlia, da 3 notti che non dorme. Innanzitutto va la vicinanza mia e dell'amministrazione, perché essere violati nella propria intimità, nella propria abitazione, ma nel proprio essere persone libere all'interno di una casa che si ritiene sicura, è sicuramente una cosa che uno rimane segnato, perché poi la sfortuna vuole che vedendo anche i fatti di cronaca recenti uno abbia anche paura di difendersi. È chiaro che anche la difesa giustamente deve avere dei limiti, ma uno non può ritenersi sereno in casa quando poi una persona si avvicina, ed è andata anche bene che rispetto alle urla siano scappati rispetto a ciò che poteva magari anche accadere. Esatto, infatti la figlia, ci spiegava la mamma, si chiedeva adesso a tanti se che si pongono davanti a lei, diceva: e se fossero stati armati, e se non me ne fossi accorta e fossero riusciti ad entrare in casa, cosa sarebbe successo? Perché non potersi sentire liberi, magari nelle giornate anche un po' meno calde, purtroppo ce ne sono tantissime, ma magari una pioggia che dà un po' di tregua, di lasciare le finestre aperte, neanche così siamo più liberi. E chiaramente si interpellano sempre i comuni, il sindaco, si va a bussare alla porta del sindaco dicendo: bisogna far di più, ma fino ad un certo punto anche voi potete arrivare. Sì, certo, tra l'altro questa è una zona a nord della Postumia Romana che taglia di netto il nostro territorio. Recentemente abbiamo anche incontrato il Comitotto Zona Nord, è un'entità che appartiene a questo territorio, che hanno chiesto maggiore sicurezza rispetto anche al controllo vicinato, che mi pare sia presente anche in questa via, e chiaramente adesso parteciperemo al bando regionale, visto che quelli ministeriali sono inaccessibili per il fatto che comunque il nord è sempre escluso per ragioni di territorialità e di altri punteggi che inspiegabilmente o forse spiegabilmente non otteniamo, e quindi con questo bando regionale intendiamo portare anche le videosorveglianze in quest'area. Però dobbiamo essere anche sinceri: nessuno guarda le telecamere in tempo reale, servono per una registrazione per poi intervenire successivamente. La verità forse è solo una: dovremmo avere leggi in Italia più adeguate, dove viene anche considerata la proprietà privata con il valore che ha, che non è quella del bene, ma di chi la vive serenamente. Le norme in Italia in qualche maniera devono cambiare, certo non dobbiamo farci giustizia da sé, però io non so se l'Italia potrà andare avanti tanto in questa maniera in cui alla fine non c'è la certezza della pena, ma non c'è neanche la pena, perché
se la proprietà privata può essere violata in qualsiasi ora, in qualsiasi momento, e chi l'abita serenamente non ha alcun diritto di difendersi, se non commisurato all'offesa, in quel momento quando una persona ti punta la pila, allora l'arma di difesa cos'era? Puntare una pila? Esatto, cioè il rischio è quello che se non si interviene in qualche modo si arrivi a cosiddetto far west, cioè l'esasperazione, sentirsi violati in casa, i danni che si subiscono, i beni che si vedono sparire anche alle volte dal profondo valore solamente affettivo, ma che hanno sicuramente una valenza fondamentale, ti porti poi a dire vabbè, a questo punto mi arrangio, e dal controllo semplicemente della passeggiata notturna si passi a qualcosa di più. È un timore che c'è anche tra voi sindaci, immagino. Sicuramente che poi siamo quelli che ricevono la richiesta di aiuto di tutti e non abbiamo né le capacità economiche né istituzionali da controbattere. Io mi chiedo, a fronte di questa situazione, per esempio questa ragazza che sicuramente da giorni che adesso non dormirà e sarà attesa, questo danno biologico è riconosciuto se il ladro venisse arrestato, o il ladro invece deve essere ripagato dei danni subiti perché ha rubato ma poverino è stato magari malmenato, perché in Italia forse c'è qualcosa che non va. Paradossi tutti italiani in qualche modo, sindaco. Grazie davvero al sindaco Antonello Baseggio, e con Nicoletta Rizzetto da Ponzano. Se non hai domande ti restituisco la linea, Cristian. Grazie infinite Francesca Bozza. Con Nicoletta Rizzetto in regia ci sono Simone Merlo e Marco Gagliazzo. Noi rimaniamo per la cronaca nella Marca Trevigiana per una truffa del finto carabiniere davvero record, con una donna che è stata derubata di 340.000 euro tra gioielli e lingotti. È stato individuato il responsabile, si tratta di una 24enne campano. Per lui è scattato il foglio di via dalla città, ma non è stato arrestato. Per questo il sindaco Mario Conte dice che una misura del genere non basta. A incastrarlo è stata la Fiat Panda che aveva noleggiato per fuggire dal luogo del colpo nel quartiere di Sant'Angelo a Treviso, utilitaria che forse nelle sue intenzioni non doveva dare nell'occhio e che invece ha lasciato numerose tracce dietro di sé, rilevate da più telecamere in città. L'ultimo frame ha portato gli agenti della squadra mobile nel parcheggio di un hotel di via Roma. Il noleggiatore, un 24enne campano, si trovava poco distante, seduto tranquillamente come un turista qualsiasi ai tavolini di un bar. Per lui invece è scattata la denuncia dopo il riconoscimento fotografico da parte della vittima, raggirata pochi giorni prima e derubata della cifra record di 340.000 euro tra gioielli e lingotti. È il 21 luglio quando il giovane inscena la truffa del finto carabiniere, chiamando al telefono di casa una 57enne con problemi di salute, dicendole che l'auto del marito, che in quel momento non si trovava con lei, era stata usata da una banda per fuggire dopo una rapina. Il solito copione con la donna che per risolvere i guai del coniuge raduna sul tavolo tutti i gioielli e preziosi di famiglia, lingotti compresi. Il ritiro è immediato, con il 24enne che nel tempo di un amen si dilegua e la 57enne che, capito l'imbroglio, denuncia tutto alla polizia. Immediate le indagini, i sospetti si concentrano sui movimenti della Panda, segnalata anche a Porta Calvi. Dopo una perquisizione l'uomo, con precedenti specifici, viene trovato con un coltello a serramanico di 30 centimetri. Oltre alla denuncia di furto pluriaggravato scatta anche quella per porto abusivo d'arma. Il quadro indiziario è un macigno, ma resta in stato di libertà. Di fatto non ci sono gli estremi normativi per un arresto. Quanto alla refurtiva non c'è traccia. Il questore Alessandra Simone, vista la pericolosità sociale del soggetto e il rischio di reiterazione, adotta il foglio di via obbligatorio con divieto di ritornare a Treviso per 4 anni. Capisco anche le difficoltà istituzionali di poter assicurare la galera a tutti coloro che commettono reati, quindi si trovano anche pene alternative come i fogli di via, i richiami eccetera, però evidentemente non sono efficaci. Chi sbaglia deve pagare fino in fondo. Non resta che incidere sulle pene aumentandole, fa intendere il sindaco, anche perché le truffe e i truffatori stanno cambiando pelle. L'intelligenza artificiale mal utilizzata rischia di diventare uno strumento per commettere reati anche molto gravi, e quindi di conseguenza io sono assolutamente favorevole all'idea che si adegui i nostri strumenti normativi per arginare e contrastare questo fenomeno.
E qui torniamo al ragionamento che faceva in apertura con Francesca Bozza il sindaco di Ponzano Antonello Baseggio. Sempre i temi dell'ordine pubblico, della sicurezza ci portano adesso a Mestre, dove si torna a parlare di Stanza del Buco. Ci colleghiamo con Anna Maria Parisi. Per la parte tecnica c'è Sandro Ponchio. Che cosa sta accadendo a Mestre, in particolare Anna Maria in via Piave? Sì, eccoci, siamo collegati da Venezia così con i nostri ospiti che adesso vi presenterò, in quanto l'argomento appunto del giorno è la questione della Stanza del Buco da istituirsi in via Piave a Mestre. La proposta del presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, Gennaro Marotta, del partito Azione, ha innescato una serie di polemiche in città, con primi ad insorgere i diversi comitati cittadini della città, e con Fratelli d'Italia che è intervenuta a gamba tesa dicendo il problema non si risolve con la camera o stanza protetta per i tossicodipendenti, ma intervenendo sul territorio con le azioni interforze delle polizie e soprattutto monitorando e presidiando il territorio. Con noi i nostri ospiti di Fratelli d'Italia sono il presidente di Fratelli d'Italia della grande città di Venezia, Marco Mestriner, buongiorno. Mestriner, e Andrea Camilli, capogruppo di Fratelli d'Italia della municipalità Mestre Carpenedo, buongiorno. Dunque, io prima di essere qui con voi ho sentito al telefono anche Gennaro Marotta che ha detto per il momento mi fermo qui, non voglio entrare ancora nella questione, nel momento in cui la mia è stata una proposta per aprire una discussione. Intanto però il vaso di Pandora è stato scoperchiato, Mestriner. Certo, diciamo che il vaso di Pandora è stato scoperchiato. Noi come Fratelli d'Italia siamo storicamente contro alla cosiddetta Stanza del Buco, che già il nome diciamo non lascia presagire nulla di nuovo, per tutta una serie di ragioni. Una tra le tante è chiaramente l'idea che aprire una Stanza del Buco in un luogo specifico della città dove c'è già un grave problema, diciamo, c'è un problema di sicurezza, comporterebbe tutto un effetto negativo per il quale attirerebbe altri spacciatori, attirerebbe altre persone tossicodipendenti e creerebbe un disagio sociale importante, di sicurezza non solo percepita ma di sicurezza reale per tutto l'intorno che va a creare. Quindi la nostra posizione è ferma per un secco no alla Stanza del Buco a Mestre. Ecco Camille, sulla questione Marotta dice, perché io sento molto la problematica inerente alle siringhe abbandonate e così anche il mio partito, però questa è una mia proposta, dice Gennaro Marotta. Vero è che nel momento in cui si può intervenire per una questione di igienico-sanitaria comunque c'è tutto un altro problema attorno. Sì, certo, noi possiamo anche avere un confronto con gli operatori sociali e quelli sanitari per venire incontro a queste problematiche che ci sono quando ci sono esempi di tossicodipendenza importanti in certe zone della città, però non possiamo neanche accettare che lo Stato si faccia così promotore con i soldi pubblici di un uso di droga. È una cosa che noi non possiamo accettare, ma proprio non è neanche eticamente accettabile perché lo Stato non può farlo. Quindi tirando le somme i comitati cittadini dicono beh, se apriamo la Stanza del Buco apriamo anche la Stanza dello Spaccio, così provocatoriamente. Ma noi condividiamo diciamo, le istanze anche della cittadinanza, perché di fatto poi potrebbe sostanzialmente diventare una stanza dello spaccio. Noi chiaramente dobbiamo difendere la cittadinanza, dobbiamo difendere il quartiere e dobbiamo far sì che il quartiere diciamo, sia rigenerato col bello e non attraverso
grosso e il brutto, e come ha detto il capogruppo Camilli e municipalità, bisogna semmai trovare un'interlocuzione maggiore con i servizi sociali, con la Veritas per eventualmente la raccolta dei rifiuti, delle siringhe, e soprattutto con le forze dell'ordine che già stanno facendo un grande lavoro in città, e la zona del quartiere Piave è fortemente attenzionata. Ecco, per concludere, Cristian, ultima battuta con Camilli, vero è, dicono sempre i comitati cittadini, che si deve intervenire appunto a proposito di pulizia igienico-sanitaria su una via della città, un'area della città notoriamente comunque sporca e degradata. Sì, noi ci faremo promotori appunto di iniziative in questo senso, cioè cercheremo di convincere sia l'amministrazione comunale che tutte le serie di società collegate che possono intervenire in questo senso, ma soprattutto saremo chiederemo l'iniziativa al questore e alla polizia che faccia maggiori interventi in questo senso. Ecco, quindi ringrazio i nostri ospiti, i rappresentanti di Fratelli d'Italia, rispettivamente Marco Mestriner per la grande città di Venezia e Andrea Camilli, capogruppo di Fratelli d'Italia per la municipalità di Mestre Carpenedo. È tutto, la linea torna a te con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Grazie Anna Maria Parisi, e noi non possiamo non tornare ad occuparci del caso Cappellari, quello del falso attentato. Se ne stanno occupando tutti anche a livello nazionale. Il giornalista di Enego, adesso indagato per simulazione di reato e calunnia. Potete vedere anche un titolo del fattoquotidiano.it, ma noi ci colleghiamo con la nostra Vanessa Banzato, che si trova all'esterno della caserma dei Carabinieri di Bassano, dove si continua a indagare senza soluzione di continuità, vero Vanessa? Buongiorno. Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, in effetti ci troviamo proprio all'esterno della caserma dei Carabinieri di via Emiliani qui a Bassano del Grappa, perché tutto è partito grazie alle loro indagini, al loro lavoro, all'indomani dell'attentato, almeno quello che si presupponeva fosse un attentato incendiario ai danni del giornalista Adriano Cappellari di Enego davanti alla sua abitazione, lo ricorderete senz'altro. Bene, dalle indagini è emerso che in realtà è stata tutta una montatura messa in scena dallo stesso Cappellari. Tu hai citato solo alcune delle accuse a cui deve rispondere Cappellari. In realtà è stato denunciato per incendio, calunnia, simulazione di reato continuata, procurato allarme e truffa ai danni dello Stato, perché è stato non soltanto scortato dai Carabinieri, ma è stato accompagnato addirittura sempre dai militari sino all'Aquila, dove ha partecipato alla partita del Cuore, a cui prendeva parte anche il CT della nazionale di calcio Roberto Mancini. Di conseguenza un raggiro, se venissero confermati i risultati delle indagini dei Carabinieri, un raggiro messo in atto da Cappellari e tra l'altro pianificato fin nei minimi dettagli. Partito il tutto da alcune lettere minatorie che avrebbero visto coinvolta anche la figura della Premier Meloni, e poi culminato appunto con l'attentato incendiario. Io chiederei al proposito alla regia di mandare in onda il servizio in cui proprio si capisce come potrebbe aver pianificato nei minimi particolari questo raggiro, se viene confermato che è un raggiro, questo falso attentato Adriano Cappellari. Un piano costruito passo dopo passo. È questa la convinzione dei Carabinieri, per i quali Adriano Cappellari non avrebbe improvvisato nulla. L'obiettivo, ipotizza la Procura, era conquistare notorietà nazionale, trasformandosi da cronista locale a giornalista simbolo della lotta alla criminalità, fino ad aprirsi una strada in politica. Come dice lo psicologo e giornalista Lino Cavedon, sicuramente in questo giovane poco più che ventenne ci sono tratti di personalità che sono emersi con prepotenza in questo caso, perché è risultato manipolatore, cioè ha alterato fatti per influenzare gli altri a proprio vantaggio.
Per rendere credibile il racconto, Cappellari ha coinvolto nomi di grande richiamo. Prima le lettere indirizzate a Don Maurizio Patriciello, il sacerdote anticamorra di Caivano. Poi il coinvolgimento della Premier Giorgia Meloni per amplificare il caso sul piano mediatico e istituzionale. Anche l'intelligenza artificiale avrebbe avuto un ruolo nella pianificazione. Sarebbe stata utilizzata per predisporre testi, un impiego che i carabinieri di Bassano ritengono parte integrante della strategia, insieme alla preparazione materiale del presunto attentato. Ci sono poi gli accertamenti tecnici. Sul computer sequestrato sono state trovate le tracce della stesura delle lettere, la carta prepagata utilizzata per acquistare il materiale impiegato nella messa in scena dell'incendio, l'analisi biometrica supportata dall'intelligenza artificiale ritenuta compatibile con Cappellari e infine le immagini delle telecamere, dalle quali non risulterebbe alcun estraneo arrivare o allontanarsi dall'abitazione nel momento dell'attentato o presunto tale. Cappellari ai carabinieri qualche ammissione l'ha già fatta. Sarà interrogato nei prossimi giorni alla presenza del suo legale Roberto Rigoni Stern, dalla PM Alessia Grenna. Non ha compreso il ruolo del giornalista che riferisce fatti e non finzioni, che deve attenersi ad una precisa deontologia. Sì, una vicenda che ha davvero dell'incredibile. I carabinieri continuano veramente con gli accertamenti, con le indagini. Abbiamo sentito del lavoro certosino che hanno fatto, tra l'altro portato avanti nel giro anche di pochissime settimane, arrivando a questo primo risultato. Coinvolta in questa vicenda anche la figura di Don Maurizio Patriciello e intanto Cappellari è stato interrogato assieme al suo avvocato Roberto Rigoni Stern. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Abbiamo sentito anche dal servizio appena trasmesso che qualcosa in realtà si è lasciato sfuggire fuori dall'interrogatorio. Vedremo insomma la vicenda che svolta prenderà, ricordando le pesantissime accuse a carico di Adriano Cappellari. Allora io chiederei alla regia di mandare il servizio in cui ci sono le voci dell'avvocato difensore di Adriano Cappellari, Roberto Rigoni Stern, e c'è anche un contributo con Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che era legato ad Adriano Cappellari. Con questo, Christian, io ti saluto e ti ricevo la linea. Adriano Cappellari è chiuso nel silenzio all'interno della sua abitazione di Enego. Abbiamo provato più volte a suonare al campanello di casa, ma non risponde nessuno. A parlare invece è il suo avvocato Roberto Rigoni Stern. Il ragazzo è molto provato da questa vicenda, che sta avendo una ricaduta molto negativa dal punto di vista mediatico, come era presumibile ovviamente, però la difesa in questo momento deve concentrarsi su quello che è il proseguo dell'attività dell'indagine e soprattutto su quello che gli inquirenti metteranno a disposizione per capire quale potrà essere la migliore strategia per poterlo assistere anche in un giudizio. Quello che noi stiamo facendo in questo momento è creargli un supporto che possa permettergli di superare questa fase molto delicata della sua vita, dopodiché avremo modo di chiedere un interrogatorio alla Procura per chiarire la posizione di Adriano Cappellari. A parlare anche Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che Cappellari aveva conosciuto ad Enego, pure lui citato nelle lettere di minaccia assieme a Giorgia Meloni, lettere che secondo la Procura di Vicenza avrebbe scritto lo stesso Cappellari. Sono rimasto basito dalla notizia che Adriano Cappellari, questo giovane giornalista veneto, si sia procurato da solo quell'attentato avvenuto sotto casa sua. E che lo abbia fatto io non riesco a saperlo, è un giovane che ha bisogno di essere aiutato. Io gli vorrei solamente dire: Adriano, sono prete anche per te, se hai bisogno di me io ci sono, paga il tuo debito con la giustizia e poi rimettiti in cammino e non lasciarti andare. Così il caso Cappellari, ma chiaramente torneremo a parlarne, così come torniamo sul mezzogiorno di panico che si è vissuto ieri a Venegazzù. Siamo sul territorio comunale di Volpago del Montello per un bimbo di nemmeno 6 anni che è caduto dalla finestra del secondo piano.
Noi eravamo dentro in casa e si è sentito urla, grida e poi sono arrivate l'ambulanza, l'automedica, i carabinieri e dopo circa 20 minuti l'elicottero. È un mezzogiorno di panico e mobilitazione a Venegazzù, frazione di Volpago del Montello, dove un bimbo di 5 anni e mezzo è caduto da questa finestra al secondo piano, un volo di diversi metri finito a terra nel cortile di casa, a ridosso di una corte comune condivisa con un manipolo di altre abitazioni. Inizialmente, vista la presenza anche dell'inferiata, si teme il peggio. Una vicina, visibilmente scossa, racconta di essersi allertata dopo aver sentito un tonfo. E il bambino l'aveva in braccio il papà. In casa, al piano terra, in salotto, oltre al padre c'è anche la mamma. Sono i primi a chiamare i soccorsi che immediatamente arrivano sul posto, subito seguiti dai carabinieri. Sono minuti concitatissimi. Eravamo tutti molto turbati anche perché c'era gente in strada, non si riusciva a passare. È stato abbastanza brutto come momento. Da una prima ricostruzione sembra che il piccolo stesse giocando al secondo piano con altri 2 coetanei quando si è sporto pericolosamente dalla finestra, precipitando al suolo. Vista la dinamica, i carabinieri stanno indagando. Si deve capire se vi sia stata un'omessa vigilanza da parte dei genitori, quasi un approfondimento d'ufficio per non lasciare nulla di intentato, perché se una cosa è certa è che poteva andare molto peggio. È stato fortunato, sì, miracolo, sì. Ritorniamo nel Vicentino per la cronaca a Due Ville, dove un 17enne si è presentato alla sagra del paese con una roncola. Il sindaco parla di un gesto inaccettabile. Era difficile non notarla, anche se nascosta dentro i pantaloni. Questa roncola di 32 cm con lama di 20 era in possesso di un 17enne di Malo, pizzicato la sera di martedì da una pattuglia della polizia locale nord-est vicentino, mentre era nei pressi della sagra di Due Ville, in una zona scarsamente illuminata. Il giovane, oltre all'arma che deteneva abusivamente e per la quale è stato denunciato, aveva con sé anche alcuni grammi di hashish. Si dice esterrefatto per l'accaduto il sindaco Giuliano Stivan, che parla di tragedia sfiorata per quanto sarebbe potuto accadere se il giovane avesse deciso di usare l'arma. Non è più socialmente accettabile, riferisce il primo cittadino, che vi siano sacche di disagiati che si aggirino per i paesi dell'Alto Vicentino portandosi appresso strumenti atti a offendere. È necessario, conclude, dare un colpo di reni da parte di tutta la società che consenta di isolare e rendere inermi queste figure. Un 39enne di Sarego a sua volta è stato arrestato per le violenze ai familiari, madre e 2 fratelli, e violenze che sono state fatte anche nei confronti dei carabinieri. Attimi di autentico terrore in una casa di Sarego, dove i carabinieri di Lonigo hanno arrestato un italiano di 39 anni per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Già dalla serata precedente l'uomo avrebbe iniziato a minacciare ripetutamente di morte la madre di 77 anni e i fratelli, tra cui il gemello e l'altro di 54 anni. La situazione è precipitata nella mattinata successiva. In preda a uno stato d'ira, il 39enne si è scagliato contro il gemello, colpendolo con un pugno al volto e provocandogli una lesione giudicata guaribile in un mese. Nel pomeriggio avrebbe continuato con minacce e tentativi di violenza. A quel punto i familiari, ormai terrorizzati, sono riusciti ad allontanarsi dall'abitazione e hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. All'arrivo della pattuglia il 39enne però non si è arreso, anzi ha opposto una violenta resistenza, scagliandosi contro il capo pattuglia. Prima gli ha lanciato un contenitore di vino in bricca, poi ha tentato di aggredirlo fisicamente. I carabinieri sono comunque riusciti a immobilizzarlo e a portarlo in carcere. Nel Padovano, provvedimento della questura nei confronti di un bar di Veggiano chiuso per 30 giorni per la presenza di soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la chiusura di un bar di Veggiano per 30 giorni. Il locale, secondo il provvedimento, era diventato un abituale punto di ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti. Inoltre sono state rilevate irregolarità nella gestione.
con violazioni della norma sugli apparecchi da gioco e anomalie nelle scommesse sportive. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della divisione polizia amministrativa, che hanno sospeso al locale la licenza di somministrazione di alimenti e bevande e l'attività di raccolta delle scommesse. La decisione è arrivata dopo una lunga indagine e numerosi controlli effettuati dai carabinieri tra il 2025 e il 2026. Tra gli abituali frequentatori, infatti, sono stati individuati soggetti già noti alle forze dell'ordine per spaccio di stupefacenti, reati contro la persona e la famiglia, rapina, lesioni personali, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, nonché persone sottoposte a misure cautelari. Secondo la questura, questa misura era necessaria per ripristinare le condizioni di legalità e sicurezza a tutela dei cittadini. Copione del tutto analogo in un bar di Albignasego. Era diventato il punto di ritrovo di gruppi di giovani violenti, baby gang, che in quel bar si davano appuntamento per poi mettere a segno piccoli reati. Il questore di Padova ha disposto la chiusura per 30 giorni del bar sport di Albignasego. Il provvedimento è arrivato dopo molti controlli, anche in borghese, che accertavano la presenza all'interno del locale di pregiudicati con precedenti per spaccio, reati contro il patrimonio e contro la persona. In particolare un gruppetto di ragazzi componenti di una baby gang. Riscontrate anche violazioni sul regolamento di videopoker e slot machine e la vendita di bevande alcoliche ai minorenni. Rimaniamo nella Padovano, a Padova città, dopo i recenti fatti di cronaca con aggressioni e violenze. La questura ha intensificato i controlli soprattutto nel quartiere Arcella. Oltre 2.800 persone identificate, di queste 671 con precedenti per droga, porto d'armi e reati contro la persona e il patrimonio. Il bilancio di un mese di controlli ad alto impatto nel quartiere Arcella disposti dal questore di Padova Marco Dorisio dopo alcuni episodi di violenza avvenuti ad inizio luglio. Il tentato omicidio di un cittadino senegalese vicino all'area Totem ai piedi del cavalcavia Sarpi Dalmazia, per il quale è stato arrestato un nordafricano, e gli spari in stile stesa napoletana da un'auto in corsa, per il quale invece sono stati denunciati dei ventenni. Durante i controlli i poliziotti hanno raccolto le segnalazioni di commercianti e residenti della zona. È soprattutto nel fine settimana che si registrano presenze anche di gruppi di giovani che creano situazioni di disturbo della quiete. Il contributo dei cittadini con le loro segnalazioni sono stati appunto valorizzati e declinati in questi servizi. Abbiamo avuto all'inizio del mese di luglio ravvicinati questi 3 episodi che hanno creato particolare allarme tra i residenti, e quindi abbiamo così dedicato delle risorse ulteriori, tanto che dal 1° di luglio abbiamo effettuato l'ultimo per l'appunto ieri pomeriggio 12 servizi straordinari appunto del controllo del territorio con l'identificazione di numerose persone, alcune gravate da precedenti specifici. Rientrano questi servizi in quelli che sono per l'appunto le strategie di controllo, prevenzione e vigilanza non solo del territorio del capoluogo ma della provincia. Il bilancio dei controlli è di 75 misure di prevenzione, 19 i fogli di via obbligatorio, 15 gli avvisi orali, 26 divieti di accesso ai centri urbani ed Aspo Willy, 8 ammonimenti e 7 d'Aspo fuori contesto, 48 invece i provvedimenti di espulsione a stranieri irregolari con 28 accompagnamenti nei CPR, 3 provvedimenti con rimpatrio e 11 provvedimenti di espulsione. Lo Stato ceda le risposte che i cittadini meritano, si attendono da noi. Abbiamo contestualizzato anche quei 3 episodi e quindi ripristiniamo quella che praticamente sono i valori fondanti del rispetto delle regole e della legalità, che è il nostro faro di riferimento e che vale per tutti. Rimaniamo nella città del Santo, anzi entriamo nella Basilica del Santo, dove una donna ha tentato di rubare le offerte ma è stata fermata da un frate che ha allertato i carabinieri. L'ha vista attraverso le telecamere di videosorveglianza della Basilica del Santo mentre stava cercando di rubare il denaro contenuto nelle cassette dell'elemosina e ha subito chiamato i carabinieri. Grazie al pronto intervento di un frate della Basilica è stato sventato un furto di offerte. La donna, 50enne, già nota per episodi analoghi, quando si è vista scoperta ha cercato di scappare, ma è stata fermata dalla pattuglia dei carabinieri, arrivata sul posto mentre la ladra stava varcando la porta principale della Basilica, inseguita dal frate. Dopo aver raccolto le testimonianze, i militari hanno denunciato la 50enne.
Furti, rapine, truffe continue, è un'estate davvero senza pace quella che stiamo vivendo. Un episodio in particolare, una rapina con aggressioni in un negozio, ci porta anche a Trieste, dove è spuntata addirittura una chiave inglese. Ha impugnato una chiave inglese e con quella ha colpito un dipendente del negozio ferendolo all'orecchio e alle gambe prima di fuggire con il cassetto del registratore di cassa contenente circa 250 euro. E questo è il particolare della rapina avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 29 luglio, nel negozio L'Isola dei Tesori di via Rivalto a San Giacomo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri e di un commesso, l'aggressore è entrato nel negozio attorno alle 19:15 annunciando al dipendente le proprie intenzioni, dichiarando che si trattava di una rapina. Ha colpito la vittima utilizzando una chiave inglese, ferendolo dietro un orecchio nel tentativo di colpirlo in testa e poi una gamba. Nel trambusto generale il rapinatore è riuscito a impossessarsi del cassetto della cassa per poi allontanarsi rapidamente a piedi. Il malvivente è stato descritto come una persona dalla carnagione chiara, alta circa 1,70 m, con una lunga barba nera, occhiali da sole, cappello, abiti scuri e un accento meridionale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre l'uomo ferito ha atteso l'arrivo del personale sanitario del 118 per ricevere le cure necessarie dopo l'aggressione. Poco dopo è arrivata una nuova segnalazione al numero unico di emergenza 112. Un cittadino aveva trovato il cassetto del registratore di cassa in un'area verde di via Orlandini. Il contenitore, riconducibile al negozio grazie all'insegna riportata sopra, era stato abbandonato vuoto. I militari hanno sequestrato il cassetto per gli accertamenti del caso. Dalle prime verifiche non sarebbero emersi sistemi di videosorveglianza né all'interno dell'attività commerciale né nella zona di ritrovamento. Un elemento che potrebbe complicare l'identificazione del responsabile. Aperta un'inchiesta sulla morte del 46enne di Piazzola sul Brenta, morto in un incidente stradale lungo il passante di Mestre. Si indaga per omicidio stradale per far chiarezza sulla dinamica dell'incidente costato la vita al Liberato Di Vivo, il 46enne di origini campane ma residente a Piazzola sul Brenta, morto la notte tra martedì e mercoledì in uno schianto lungo il passante di Mestre in direzione Milano poco prima dell'uscita di Spinea. La Polizia Stradale di Venezia, dopo aver eseguito i rilievi, non esclude che possa essere coinvolto anche un terzo veicolo. L'auto del 46enne all'improvviso ha oltrepassato il limite della carreggiata, invadendo la piazzola dove era parcheggiato un camion e rimanendo incastrata. All'inizio si pensava ad un malore o ad una perdita improvvisa del controllo dell'auto, ma con il passare delle ore ed esaminando i segni sulla carrozzeria dell'auto non si esclude che la vettura di Liberato Di Vivo sia stata tamponata da un altro mezzo e per questo sia uscito di strada. Al vaglio della Polizia Stradale le immagini delle videocamere dell'autostrada per cercare di risalire all'eventuale presenza di un terzo mezzo che non si sarebbe fermato e che avrebbe continuato la sua corsa. Liberato, conosciuto da tutti come Libero, viveva da anni a Piazzola sul Brenta insieme alla compagna che aiutava nella sua fioreria. Lascia anche una figlia avuta da una precedente relazione. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E torniamo sull'incidente di Jesolo con quell'auto con 7 passeggeri a bordo che è andata a schiantarsi all'alba. L'autista era senza patente, ci sono ancora 2 ventenni gravi, molto gravi all'ospedale. Mancavano pochi minuti alle prime luci dell'alba quando a Jesolo si è consumato l'ennesimo drammatico schianto stradale, quando una Lancia Y condotta da un ragazzo torinese senza patente e con a bordo altri 6 amici della provincia di Treviso, tutti tra i 19 e i 24 anni, si è schiantata contro un mezzo dei rifiuti Veritas impegnato nel consueto svuotamento dei cassonetti. Qui lungo via Equilio ancora visibili le estese tracce di sangue del violentissimo impatto. Un impatto devastante avvenuto a velocità sostenuta durante una manovra di sorpasso dell'auto che arrivava nello stesso senso di marcia e proprio mentre il mezzo dei rifiuti della Veritas era in funzione. L'urto è avvenuto nella parte posteriore del camion dove si trova la pedana del raccoglitore che fortunatamente era in cabina accanto all'autista e con lui anche il collega che di lì a poco sarebbe dovuto salire sulla citata pedana.
Nello scontro ad avere la peggio è la parte anteriore dell'utilitaria che si è letteralmente accartocciata sotto il pesante autocarro, trasformando l'abitacolo in una trappola di lamiere per i giovani occupanti. Sul posto, dopo i primi soccorsi prestati ai ragazzi dagli stessi operatori ecologici, accorsi immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento locale, muniti di cesoie e di varicatori idraulici, hanno lavorato a lungo per estrarre 2 dei ragazzi rimasti incastrati. I sanitari del 118, giunti con diverse ambulanze, e pure l'automedica, hanno prestato le prime cure sul posto, prima di trasferire i 2 feriti più gravi in ospedale, dove si trovano tuttora ricoverati in codice rosso con prognosi riservata. Praticamente illesi, a parte leggere ferite e contusioni giudicate lievi, ma sotto shock gli altri ragazzi e gli operatori ecologici, specie quello scampato per un dettaglio alla morte. Il tutto mentre, con l'arrivo dei carabinieri incaricati delle indagini, il ragazzo, che era alla guida senza patente, si era allontanato per sfuggire ai controlli, anche se poi è stato rintracciato. Non è stato dunque possibile sottoporlo nell'immediatezza ad alcol test, ma i carabinieri lo sottoporranno al cosiddetto esame sintomatico. La tragedia sfiorata ha riacceso immediatamente la rabbia e la frustrazione dei residenti, stanchi di assistere a continui pericoli sotto le proprie finestre, dicono. Comunque qui guardi, non so se voi è da tanto che siete qua, ma corrono come veramente in un modo inverosimile proprio. Non dovrebbero, secondo me, almeno d'estate mettere dei rallentatori, perché non è possibile. Ritorniamo a Mestre per una rapina al supermercato. Era entrato al supermercato Interspar di via Torino a Mestre insieme ad altri 2 amici minorenni, iniziando a rubare merce dagli scaffali. I dipendenti, accorgendosi che il 22enne di origine straniera stava nascondendo i prodotti, hanno provato a fermarlo. È stato lì che il giovane nordafricano ha estratto un coltello dalla tasca, puntandolo dritto verso i commessi, minacciandoli. Il 22enne ha così provato a fuggire con la refurtiva, bloccato dai dipendenti. Uno di loro è stato morso ad una mano e colpito con un pugno. I 3 si sono così guadagnati l'uscita. Nel frattempo però le forze dell'ordine erano già state allertate. Il personale del commissariato di via Carossa di Mestre, insieme ad alcuni colleghi della Digos che si trovavano poco distante, ha fermato e bloccato i 3 giovani, portandoli poi in questura per i dovuti accertamenti. Dai controlli è emerso che sul 22enne pendeva già una denuncia per rapina e porto di oggetti ad offendere, e per questo, dopo l'episodio di Mestre, è stato arrestato. I 2 minori che accompagnavano il 22enne sono stati invece accompagnati in 2 diverse comunità di accoglienza. La politica ora ci porta in diretta a Padova allo Sheraton per il congresso provinciale di Fratelli d'Italia. Lo vedo collegato il nostro Federico Fusetti con Federico Cibotto per la parte tecnica. Buongiorno Federico. Buongiorno a te Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo appunto all'hotel Sheraton di Padova, il congresso provinciale di Fratelli d'Italia. C'era da eleggere il nuovo presidente dopo un lungo commissariamento, candidato unico, quindi insomma possiamo fare, penso, i complimenti, anche se un po' la scaramanzia è d'obbligo alle nostre spalle. Come vi sta facendo vedere Federico Cibotto, sono in corso le operazioni di voto dopo, diciamo, le dichiarazioni della mattinata. Insomma, Mauro Fecchio è candidato unico. Al di là di come andrà, insomma, che cosa succede da domani a Fratelli d'Italia a Padova? Fratelli d'Italia si organizza per riuscire a consolidare la propria presenza politica nel territorio. Abbiamo una fortissima presenza in regione, in provincia, abbiamo degli amministratori, abbiamo una rete di associazioni e abbiamo soprattutto il consenso di tanti militanti. Vogliamo quindi riuscire ad incidere nella realtà padovana per portare avanti le nostre idee e soprattutto per dare risposte ai cittadini. Amministratori, diceva, anche lei, insomma, di lungo corso a Correzzola, e l'anno prossimo le elezioni amministrative a Padova. C'è già un candidato, Roberto Marcato, lo possiamo già considerare candidato del centrodestra? Al momento è un'autocandidatura autorevole, una persona che comunque ha fatto il suo percorso, è stato assessore provinciale in provincia con me negli anni passati, però su questa candidatura si devono esprimere innanzitutto le segreterie regionali, in quanto si tratta di una città capoluogo. Ci sono una serie di equilibri che vanno mantenuti all'interno della coalizione. Senta, l'ultima cosa, candidato unico, cioè nel senso che c'era Rocco Bordin, poi passa indietro qualche giorno fa. Cosa significa questo, che non c'è dibattito interno?
No, il dibattito c'è, purtroppo queste prese di posizione hanno messo, come si può dire, un po' in cattiva luce il partito, ma noi siamo convinti che si possa assolutamente ricucire e continuare a fare un percorso comune. Padova è città importante, insomma, per Fratelli d'Italia. Padova è sicuramente una città strategica per quanto riguarda, diciamo così, gli assetti istituzionali in Veneto. Grazie, in bocca al lupo naturalmente, buon lavoro Mauro Fecchio. Cristian, a te la linea. Grazie Federico Fusetti, vi devo dare un tragico aggiornamento di cronaca, mi aiuto anche con la versione online del Gazzettino.it. Uccide la mamma malata a coltellate in casa, fermato il figlio 52enne. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate dal figlio e trovata morta questa mattina nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo 52 anni è ora negli uffici della questura di Verona in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Sul posto ci sono la squadra mobile, la polizia scientifica in attesa del magistrato, quindi siamo a Borgo Venezia. In una casa quindi di Borgo Venezia si sarebbe consumato l'omicidio. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa, così riporta il Gazzettino.it. La notizia è riportata ora anche dal quotidiano cittadino veronese L'Arena. Vi daremo tutti i dettagli anche nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Vediamo adesso un'operazione della Guardia Costiera di Venezia, operazione che si è registrata in provincia di Verona per un maxi sequestro di prodotti ittici scaduti o alterati. Oltre 3 tonnellate di prodotti ittici sequestrati dalla Guardia Costiera di Venezia nel corso di un'operazione condotta nella provincia di Verona. Il bilancio è di 3.342 kg di pesce sequestrato, 4 sanzioni amministrative per un totale di circa 21.000 euro e 3 ispezioni. L'attività ha preso il via da un grossista della Bassa Veronese che riforniva ristoranti, punti vendita e sagre del territorio. I controlli svolti con il supporto dei veterinari dell'ULSS 9 Scaligera hanno portato alla scoperta di oltre 3 tonnellate di pesce scaduto, in alcuni casi con termini di conservazione superati addirittura dal 2020, oppure privo delle etichette necessarie per garantirne la tracciabilità. Tra i prodotti sequestrati configurano branzini, orate, rombi, merluzzi, tonni, pesce spada, seppie, calamari e lucci destinati anche alle sagre locali. Durante gli accertamenti sono inoltre emerse irregolarità nello smaltimento degli oli esausti e dei grassi animali. I controlli sono poi proseguiti in un ristorante etnico della Bassa Veronese, dove sono stati sequestrati altre 300 kg di prodotti ittici pronti al consumo ma privi delle informazioni obbligatorie sulla provenienza e conservazione. L'operazione rientra nell'attività della Guardia Costiera per garantirne la sicurezza alimentare. Sono state ore di grande apprensione a Belluno dopo che dalle 12 di ieri circa uno sbuffo di fumo nero si è fatto spazio in mezzo ai boschi del Monte Talvena sul versante che guarda la Val Medonna. L'allerta per un probabile incendio l'ha dato un cittadino che ha chiamato il 115. In zona si sono subito precipitati i vigili del fuoco e il personale dei servizi forestali della Regione del Veneto. L'elicottero ha compiuto oltre una ventina di lanci nell'area interessata dalle fiamme, comunque circoscritta. Sul posto anche i carabinieri forestali per le indagini di rito. Le cause al momento restano sconosciute e comunque si è aperti a un'ipotesi. Si sa che controlli sono stati fatti sulle persone incrociate lungo il sentiero sia a salire che a scendere. Le fiamme sono state domate anche se il monitoraggio resta attivo anche in queste ore. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Vi dico già che fra pochissimo ci collegheremo con il Piave, con Susegana, perché fa discutere il divieto di balneazione posto dal Comune. Ci collegheremo in loco con la nostra Francesca Bozza, ci collegheremo poi con l'ente camerale, la Camera di Commercio, perché oggi il neopresidente Francesco De Bettin ha presentato la nuova squadra. Vi porterò poi ad Arsier, sul lago del Corlo, parleremo anche di un'iniziativa di volontariato che guarda alle eccellenze del territorio. Tutto questo subito dopo la pubblicità, fra poco.
Di nuovo in diretta per proseguire il nostro racconto di questo venerdì a Nord-Est. Vi devo ridare questa notizia che ci porta a Verona. Questa è l'home page dell'Arena.it. Questo 52enne è fermato dopo aver ucciso la madre malata a coltellate. È successo in città, la donna aveva 80 anni, sul posto le volanti e la polizia scientifica. Il figlio, come vi dicevo prima di andare in pubblicità, si trova negli uffici della questura in attesa del pubblico ministero. Prima di andare in pubblicità vi annunciavo anche il collegamento con il neopresidente della Camera di Commercio Francesco De Bettin, che questa mattina in Piazza Borsa a Treviso ha presentato la nuova squadra. Siamo in grado di portarvi in Piazza Borsa con il nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Intanto tante le notizie che sono emerse in questa nella presentazione della nuova giunta camerale, perché il presidente De Bettini è veramente un vulcano. Cos'è? 20 giorni circa, anche meno di lavoro, 11 giorni per la precisione, e già io ho una lista che non finisce più. Allora Cristian, il primo dato è 15 settembre. Perché è importante la data del 15 settembre? Beh, noi entro il 15 di settembre chiuderemo la sede di Piazza Borsa per motivi che ho spiegato prima, strutturali e anche di altro genere, anche impiantistici e quant'altro. Era una cosa che avremmo dovuto fare comunque, abbiamo deciso di farla subito dopo il rientro dalle ferie, in modo tale da applicare il famoso detto fuori il dente, fuori il dolore. Sarebbe capitato comunque, quindi meglio così per mettere in sicurezza i lavoratori, la loro salute, la loro operatività e per garantire una piena continuità dei servizi di istituto che questo ente deve erogare. Quindi... Ecco, la seconda domanda invece il secondo dato è Camera di Commercio diffusa in tutta la città. Beh sì, diciamo che noi sappiamo dove andremo a finire con il 99% di probabilità, ovvero a Palazzo da Borso in Piazza San Francesco, mantenendo gli uffici che già lavorano da un paio d'anni in via Pinelli a livello operativo. In attesa di poter arrivare lì in uno stabile di proprietà del comune che ci verrà dato in concessione, ci sono delle pratiche burocratiche da fare e soprattutto c'è un allestimento della sede che è già pronta ma deve essere attrezzata per poterci lavorare, che assorbirà alcuni mesi, e di conseguenza ci siamo inventati, facendo di necessità virtù, la Camera di Commercio diffusa a Treviso, visto che Treviso è uno dei due luoghi dove noi abbiamo le sedi operative, dove abbiamo proprietà nostre e dove abbiamo l'operatività nostra. Ecco, ma perché qualcuno dice non siete passati ad esempio nelle aree svuotate dell'area della Piani? Beh, questa è una domanda che meriterebbe una trasmissione, non un'intervista. Diciamo che l'area Piani e quelle scelte sono state oggetto di negoziazioni successive, prima sì, poi no, poi di nuovo sì, poi di nuovo no. È stato raggiunto un accordo e noi abbiamo pensato che non fosse il caso di tornare a rivangare il delitto di via Merulana, perché si sa dove si parte ma non si sa dove si arriva. In realtà non è proprio così, perché a livello operativo alcune nostre società partecipate avranno ospitalità agli Appiani presso Confindustria e Confartigianato, che mi hanno dato una grande mano nell'attuare questo primo trasloco, questo semitrasloco, in attesa di arrivare nel posto. E quindi diventiamo una Camera di Commercio diffusa come le Olimpiadi. A proposito di diffusione, lei ha detto che però diciamo che gli elementi istituzionali, i momenti istituzionali addirittura li portate a Belluno. Allora, noi abbiamo una sede di proprietà prestigiosa, tra l'altro restaurata dalla precedente amministrazione Pozza in maniera meravigliosa, a Belluno, e quindi i consigli camerali sicuramente li terremo a Belluno, così come eventuali eventi di rappresentanza in attesa di entrare a Palazzo da Borso si terranno a Belluno, perché, come si dice qua in Veneto da noi, siamo a casa nostra e pestiamo e camminiamo sul nostro, quindi perché camminare altrove se possiamo camminare sul nostro? In più è anche un buon segnale per
mettere insieme le volontà e le idee e togliere i campanilismi che in qualche maniera hanno caratterizzato questo ente dal 2016 in poi e che vanno smontati anche con lo slogan che... Ecco, esatto, non spoileri, perché l'ultima cosa che ho ottenuto, non a caso il sottopancia abbiamo scritto Francesco De Bettin, presidente della Camera di Commercio di Veneto Nord, è perché lei sta lanciando questa idea, basta Treviso e Belluno, Dolomiti, eccetera, è troppo lungo, pensiamo a una Camera di Commercio del Veneto Nord. Sì, pensiamo a una Camera di Commercio del Veneto Nord, anche se non so quanto sia difficile in questo paese riuscire a cambiare la denominazione ufficiale, ma è un modo per dire che l'ente è unico, che noi abbracciamo le necessità da Mogliano alle Dolomiti e che dobbiamo fare sintesi di un territorio che mette insieme due province, due realtà particolari. Dobbiamo accentuare le capacità e i pregi delle province, ma trovare la sinergia perché lavorino insieme. E noi come ente, siccome siamo Treviso, Belluno, Dolomiti, ci chiamiamo Veneto Nord perché geograficamente siamo tali, a meno di Mogliano che è un po' più in giù, ma al netto di questo, se noi guardiamo la cartina del Veneto, confiniamo con l'Austria, quindi siamo a nord, confiniamo con la provincia di Bolzano e con la provincia di Trento e siamo leggermente a ovest, e con la regione a statuto speciale che è il Friuli Venezia Giulia che è a ovest, quindi siamo un cuneo italiano che si infila verso nord, e quindi Veneto Nord mi sembra che sia la cosa più semplice e più naturale da usare come slogan. Poi magari non piacerà. Grazie Presidente, avete capito tante cose raccontate in questa prima conferenza stampa della nuova Giunta, tutto il resto questa sera nel corso del telegiornale. A te la linea. Grazie infinite Lucio Zanato con Francesco De Bettin, neopresidente dell'ente camerale di Treviso Belluno. A proposito di vita economica, per la prima volta una donna guiderà la sezione industrie metalmeccaniche di Confindustria Belluno Dolomiti. È Laura Trevisson, vicepresidente della Meccano Stampi di Limana e già vicepresidente dell'associazione con delega alla parità di genere. Succede a Enrico Triches e indica come priorità l'ascolto delle imprese in una fase segnata da sfide decisive: intelligenza artificiale, transizione tecnologica, ecologica, difficoltà nel reperire personale. L'obiettivo è fare rete e rafforzare la competitività delle aziende del territorio, ha spiegato Trevisson. Per la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, la nomina rappresenta un nuovo tassello di reale inclusione, sottolineando come la leadership femminile sia un valore aggiunto per l'associazione e per il territorio. Io adesso vi porto sul lago del Corlo, quindi restiamo in provincia di Belluno, tra le province di Belluno e di Vicenza. Come sapete, i laghi di montagna, i laghi bellunesi, dolomitici in questi giorni sono in difficoltà, vuoi per la siccità, vuoi per i prelievi da parte della pianura e dei consorzi di bonifica. Fatto sta che la situazione è di allarme. Così sul lago del Corlo, come ci racconta Tiziana Bolognani. Le date sono importanti, tanto più in questa estate rovente che chiede acqua a chi ce l'ha e la rilascia ai consorzi per irrigare i campi in pianura, e forse non solo quelli. Dal 1 luglio al 15 agosto ai laghi artificiali montani viene richiesto il rilascio di importanti quantitativi d'acqua destinati alla pianura assetata sulla base di accordi che risalgono a 80 anni fa e che avranno valore per altri 20 anni. Poi toccherà alla laminazione. Che cosa accadrà dalla metà di agosto? Allora, dalla metà di agosto purtroppo entra il provvedimento così chiamato laminazione delle piene, che ci abbasserà il lago di 16 metri. Questa è una brutta cosa che noi da tanti anni chiediamo che venga rivista e che l'abbassamento possa iniziare perlomeno i primi di settembre. Lago del Corlo, territorio di Arsie, è un bacino artificiale nato a metà degli anni 50 dopo lo sbarramento del Cismon. Per riempire il canyon vennero cancellate case, campi, le contrate di Giuliat, Cesa, Cabalau, Carer e la gran parte del paese di Rocca. Circa 2000 persone dovettero lasciare le loro case e abbandonare la valle verde, pianeggiante e fertile, ricca di vigneti, boschi, pascoli, mais e tabacco. Quasi 80 anni dopo il lago è diventato fonte di guadagno per molte attività turistiche, alberghi, bed and breakfast, camping. Il turismo è in crescita. Il lago è visitato ogni anno da gente davvero da tutto il mondo. Negli ultimi anni davvero noi abbiamo dei clienti che arrivano
da tutto il mondo. L'impatto visivo in questi giorni non è così forte quanto quello sofferto dal lago di Santa Croce in Alpago, pur se il livello d'acqua prelevata arriva a far calare il lago fino a 30 centimetri al giorno. Comunque un danno per il turismo che rappresenta il 90% dell'economia del comune. Il nostro comune negli ultimi anni si è riconvertito come vocazione turistica. Abbiamo due attività molto importanti, due camping frequentati da tanti olandesi, abbiamo un albergo che fino adesso la stagione è andata benissimo, altre attività che fanno sì che il nostro comune in questi ultimi anni, dicevo prima, ha avuto un incremento turistico notevole. A far da guardiano sul lago del Corlo svetta lo storico campanile sopravvissuto all'abbattimento della chiesa ricostruita sull'altura della strozzatura di mezzo del lago. Fauro concorda, per il futuro bisognerà far fronte comune per non lasciare la montagna a secco e non solo d'acqua. Penso che è ora che ci mettiamo insieme da questo punto di vista tutta la provincia di Belluno, perlomeno i comuni rivieraschi della provincia di Belluno. Ai consorzi da sempre noi chiediamo che sia razionalizzato l'uso dell'acqua in pianura, sistemi più adeguati, più moderni, in modo che si possa consumare meno acqua sui nostri laghi. Questo dunque è l'appello del sindaco di Arsiè, Ivano Fauro, che si aggiunge agli appelli che in questi giorni, in queste ore stanno partendo dalla provincia di Belluno, perché se è vero che questi invasi vengono utilizzati come bacini artificiali, è altrettanto vero che nel tempo le comunità locali hanno costruito un ecosistema economico che consente alle comunità locali di rimanere sul territorio, e rimane sicuramente sul territorio il nostro ospite, che è Marco Brandalise. Ci spostiamo di poco dal lago del Corlo alla frazione di San Vito, siamo sempre sul territorio comunale di Arsiè, una frazione, una borgata che esiste e resiste nonostante tutto. Brandalise, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, grazie per l'invito. Sì, resiste, siamo una piccola comunità che sopravvive, come hai detto, ai margini della provincia di Belluno, confinando con Vicenza e con Trento, e ci diamo da fare per cercare di trovare anche noi il nostro piccolo spazio all'interno delle grandi comunità. Di valorizzare quello che c'è di bello, e poi vedrete le immagini, eccole, parliamo di un posto particolarmente bello affacciato sulla Valsugana. Ecco, ci spieghi un po', ci racconti un po' com'è San Vito di Arsiè. San Vito sta vivendo, come la maggior parte dei paesi di montagna, lo spopolamento. Siamo ormai almeno poco più di un centinaio di abitanti, ma la frazione è ancora molto viva. Per la tenacità degli abitanti che vogliono continuare a vivere, insistere in quel luogo, e quindi si danno da fare per cercare di organizzare anche momenti e attività per fare in modo che il paese non diventi un paese dormitorio, ma rimanga una comunità viva. Quanti abitanti sono rimasti più o meno a Brandalise? Siamo circa 150. 150 e tutti profondamente innamorati del vostro paese? Potrei proprio dire di sì. Talmente innamorati che lei lancia una iniziativa per la fine di agosto, ce la vuole illustrare, poi ci ritorneremo. Sì, abbiamo organizzato per il 23 di agosto il primo incontro triveneto dei paesi di San Vito. È un'occasione un po' particolare perché cerca di mettere in contatto fra loro tutte quelle realtà che non solo portano il nome di San Vito, ma hanno una relazione con questa figura di santo anche dal punto di vista sociale e anche economico. Ecco, le chiedo, Brandalise, se può guardare la telecamera 4, perché è una iniziativa importante questa, perché chiamate a raccolta tutte le borgate e tutte le frazioni, tutte le parrocchie che sono intitolate a San Vito. È una cosa un po' peculiare, quasi da Guinness dei primati per certi versi. Beh, noi ci rifacciamo ad un'associazione nazionale che si chiama San Vito Italia. Appunto questa associazione, che nasce già nel 1999 a San Vito Lo Capo, cerca appunto di mettere in contatto fra loro tutte quelle realtà in Italia che hanno, come dicevo prima, una relazione con la figura del martire San Vito. Molte località ne portano il nome, altre ne hanno il patronato. Noi cerchiamo di cercare di condividere i programmi e i progetti che l'associazione sta portando avanti.
E quindi che cosa accadrà il 23 di agosto a San Vito di Arsie? Ecco, noi vorremmo ospitare le comunità del Triveneto che appunto rientrano in questa sfera di attenzione con una manifestazione in cui ci sarà una sfilata all'interno del paese in modo di dar visibilità a tutte le comunità presenti. Seguirà appunto la celebrazione della Santa Messa presieduta dal nostro vescovo diocesano, Monsignor Claudio Cipolla, vescovo di Padova, perché la comunità di Arsie dipende appunto dalla diocesi di Padova. E ci saranno altre attività, tra cui un mercatino, una San Vito Expo, come la chiamiamo noi, una mostra mercato con i prodotti peculiari delle varie località intervenute. Ecco, quindi San Vito Expo, diciamolo bene, perché sì, mi piace come espressione. San Vito Expo, alla quale invitate tutte appunto le frazioni, le parrocchie intitolate a San Vito, ma lei, Brandalise, oggi è qui soprattutto per lanciare un appello ai San Vito del Nord-Est, ovvero? Sì, vogliamo cercare di coinvolgervi in questa avventura appunto, con questi progetti che l'associazione sta portando avanti. Noi presenteremo appunto la San Vito Expo e quindi chiederemo la possibilità di avere appunto le comunità che possano interagire con noi per presentare il proprio territorio, per presentare i propri prodotti in modo di conoscerci e avere un interscambio anche da questo punto di vista, sempre nel segno della comune devozione. Comune devozione che ha portato anche alla presentazione di un libro, se ne posso già parlare? Certo. Perché il secondo appunto, progetto che sta portando avanti la nostra associazione è stata la presentazione di un libro denominato O Sancte Vite, inni in onore di San Vito, che è una raccolta di tutti quegli inni che la devozione popolare ha dedicato a San Vito. Dopo alcuni anni di lavoro, di ricerca in tutta Italia, siamo riusciti a recuperarne una cinquantina a nord da Braies, passando per tutta la penisola italiana e arrivare a San Vito Lo Capo, appunto, con mandando in stampa questo libretto. Noi abbiamo invitato le corali dei vari paesi a partecipare per poter conoscere e cimentarsi anche nell'esecuzione di questi canti per una maggiore conoscenza. Me lo lascia sfogliare Certamente. un attimo questo libro. Quindi c'è anche un lavoro significativo, importante di documentazione. Sì. Non banale. No, perché si parla della presentazione, una ricerca per la presentazione della comunità che ha costruito, che usa questo inno, una spiegazione se abbiamo trovate delle origini della musica e poi è stato pubblicato appunto il testo con tanto di spartito e visto anche i sistemi moderni che possiamo usufruire, anche un piccolo codice QR code in cui possiamo ascoltare anche le registrazioni dei canti. Addirittura? Sì. Quindi siete assolutamente... eccolo qui, non so se possiamo inquadrare, ecco, qui ogni pagina, sostanzialmente ogni brano ha anche un QR code. Sì. Quindi serve un'app e... Certamente. E è molto interessante. Sì. Per quanto tempo ci avete lavorato? Penso che l'iniziativa era partita già alle origini dell'associazione e poi è stato un po' accantonato. Poi un'amica di Mascalucia, in provincia di Catania, ha ritrovato questi lavori nel cassetto, ha detto dobbiamo lavorarci ancora, dobbiamo arrivare a chiudere questo progetto e è andato avanti per almeno 3 anni. Perché Brandalise, i piccoli borghi di montagna, valligiani, si aiutano con queste iniziative. Sì. Cioè è importante il fattore identitario. Sì, infatti la maggior risposta alle comunità che sono riuscito a contattare in questi tempi l'ho avuto proprio dalle comunità più piccole, dove si sente una forte personalità, si sente una forte identità territoriale. E questo appunto ha dato modo di poter creare anche degli scambi. Piccoli ma buoni. Piccoli ma buoni, esatto. Vedo che è pronta, vado immediatamente da lei, poi ritorno da Brandalise, vedo che è pronta la nostra Francesca Bozza che si trova a Susegana con il sindaco Gianni Montesel, perché in queste ore si parla tanto di divieti lungo il Piave, è comparso nelle scorse ore anche un cartello
Adesso raccontaci tutto, Francesca, che cosa sta accadendo? Buongiorno nuovamente Cristian, ci siamo spostati a Ponte nella Priula, siamo al Parco degli Aquiloni, come proprio hai detto il sindaco Montesel, tra i primi ad aver firmato proprio ieri questa ordinanza di divieto di balneazione che raccoglie quello che è stata poi un'indicazione della prefettura in un tavolo che avete avuto con una decina di suoi colleghi. Forse di più, perché parte tutto dall'anno scorso con la, come si chiama, conferenza per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocata, se non sbaglio, a quel tempo in provincia di Treviso, allora, e dove a domanda si è chiesto, era appena successo uno o due fatti come quelli che sono successi ultimamente, e si chiedeva, ma allora cosa dobbiamo fare? Chi fa cosa e come lo fa? Da questo è partito, il prefetto si è arrogato naturalmente l'onere di richiedere come muoversi e ha fatto la richiesta all'Avvocatura dello Stato. Rendiamo merito al prefetto che ha rotto la situazione e poi ha fatto girare il parere dell'Avvocatura dello Stato che dice i comuni devono preservare naturalmente la sicurezza. La sicurezza sono acque non balneabili, devono dare il divieto di balneazione, indipendentemente dal fatto che sia area demaniale o cosa del genere. Allora, sugli argini saranno posti i segnali, appena saranno pronti, perché dovranno essere plurilingue, e là non si va più a nuotare, insomma. Si va solo a prendere il sole? Si va solo come stanno facendo. Questo è il Parco degli Aquiloni, storicamente un punto di ritrovo per Ponte della Priula, e sperando che venga conservato. È stato pulito la settimana scorsa, tra l'altro, in modo si rispetti l'ambiente, che qua vedete è un ambiente molto particolare, che si rispetti l'ambiente, vengono qua, passano qualche ora al fresco, di sera, di notte, quando vogliono, ma però che non corrano pericolo quei bambini per entrare in acqua, che tra l'altro ha una temperatura molto bassa, dunque sappiamo che provoca congestioni, e su questo, per quanto sei abile al nuoto, i più abili al nuoto ci hanno rimesso le penne, insomma, tutto là. E non bisogna neanche farsi ingannare dalla situazione attuale, vediamo che c'è veramente poca acqua, ma anche questo dice... sapete che il Po è rientrato già di 30 e passa chilometri, no? E il Piave invece non rientra perché il mare è molto più basso, a dire il vero, ma tutti i bacini che sono creati lungo il Piave stanno lavorando al massimo per trattenere, per servire l'irrigazione, insomma, che alimenta tutta la nostra rete di distribuzione agricola, insomma. Dunque manca anche per questo. Avete visto il canale della Vittoria a un livello molto basso. È un anno molto particolare, speriamo che sia una particolarità, ma se dobbiamo considerare che ci dicono che sarà il prossimo futuro, cose di genere, dunque dovremo attrezzarci ad operare i fiumi per trattenere l'acqua, oltre che per trattenerla quando c'è, perché serve, non trattenerla solamente perché non esca dagli argini. Lei ha accelerato, insomma, tra i primi ad aver firmato questa ordinanza, perché queste temperature portano molti a preferire il Piave al mare per evitare magari le code, eccetera. Ci si rifugia qui, ma con i rischi che questo comporta. Non è che la balneazione sia poi un fenomeno macroscopico, la frequentazione sì, è un fenomeno che ha una certa consistenza, ma la balneazione è sempre... sì, è abbastanza limitata, per fortuna. Noi abbiamo preso questa missiva che è arrivata, siccome non c'erano più altre comunicazioni di fare riunioni, abbiamo passato al corpo di vigili, studiatelo, fate l'ordinanza e andiamo avanti. È arrivata lunedì, martedì o mercoledì abbiamo fatto l'ordinanza, in modo che questo, perché tra l'altro il mese di agosto è il mese anche più pericoloso, perché allora adesso sì c'è un'alta frequenza all'interno del Piave. Sappiamo che lei non è particolarmente social, ma glielo diciamo noi, c'è chi ironizza già sui social sulla questa ordinanza e dice vabbè, non andiamo lì, andiamo da qualche altra parte a fare il bagno. Siamo un paese democratico e libero, dunque ognuno interpreti come vuole, insomma. Però si assuma i suoi rischi, e non posso essere io tacciato di non aver reso possibile la difesa di quella vita, insomma, ecco, tutto là. Forse non si capisce l'importanza di certi provvedimenti. Ma la spavalderia è sempre, gli incidenti succedono quasi sempre per spavalderia. Lo diciamo, non adoperate il telefono in macchina. Lei venga su una delle nostre rotonde, si mette al lato e veda quanta gente sta telefonando mentre fa la rotonda. Cioè, dopo succedono gli incidenti, non so se sia vero che il 70% degli incidenti succedono perché stiamo lavorando al telefono, però...
sono vietati, insomma. Assolutamente sì, c'è poi una questione, proprio lei lo diceva, anche di rispetto dell'ambiente. Spesse volte l'area che sta intorno al Piave non viene utilizzata nel modo corretto, lasciando immondizia, accendendo fuochi, non rispettandola. Sì, vengono accesi fuochi dove non si possono accendere, si lasciano, soprattutto uno che bivacca sotto quell'albero dovrebbe fare il proprio cartoccio e portarsela a casa o portarla al primo punto di conferimento, insomma non lasciarla là, anche perché altri concittadini si mettono in associazione per tenere pulita una zona del genere, insomma, cioè, almeno rispettiamo loro se non l'ambiente, ecco, tutto là. Grazie Sindaco, grazie al Sindaco Gianni Montesel. Con Nicoletta Rizzetto da Ponte della Priola è tutto, la linea può tornare a te, Christian. Grazie davvero Francesca Bozza, che ha raccolto di fatto lo sfogo del sindaco di Susegana sulle rive del Piave. Più in generale c'è un'allerta caldo, ve ne ho parlato all'inizio, proprio nelle prossime ore, con il Comune di Vicenza che corre ai ripari e ha predisposto una serie di servizi, ambienti climatizzati per le persone fragili, questo per evitare l'esposizione prolungata all'aperto. A Vicenza per noi Daniele Garbin, per la parte tecnica Simone Squarcina. Allerta a caldo anche a Vicenza, la preoccupazione per le persone fragili soprattutto, insomma è una richiesta di attenzione che il Comune fa soprattutto nelle ore più calde, soprattutto donne, anziani e bambini, persone fragili in generale. È necessario anche per recepire quello che è stato disposto dalla Regione, anche il Comune di Vicenza ha predisposto una serie di ambienti, adesso ci dirà bene l'assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto cosa sta facendo il Comune. Allora, come Protezione Civile abbiamo coordinato un lavoro importante con molti altri settori del Comune, dall'ambiente alla cultura, alle politiche giovanili, alla biblioteca bertoliana, nel senso che stiamo cercando in tutti i modi di intervenire, soprattutto anche per far passare il messaggio che purtroppo fa caldo, la crisi climatica si sta sentendo in modo importante e quindi sono diverse le attenzioni che la cittadinanza deve porsi. Abbiamo oggi presentato una mappa della città che individua 39 punti, 39 posti dove eventualmente si possono passare delle ore un po' più al fresco, sono prevalentemente parchi, aree verdi o anche strutture fisiche. E in più abbiamo come giunta questa mattina anche approvato un'iniziativa sperimentale che parte domani, 1° di agosto, fino al 31 di agosto. Apriremo alcuni parchi prima, quindi alle ore 8 di mattina, li chiuderemo dopo alle 21 anziché alle 20. Apriremo straordinariamente e gratuitamente a tutti il piano terra di Palazzo Chiricati dalle 12 alle 16. Apriremo il parco di Santa Corona il venerdì, sabato e domenica fino alle ore 21. Apriremo insomma tutte quelle strutture che possono essere considerate delle vere e proprie oasi climatiche, dei posti dove può stare al fresco, soprattutto anche centri per l'aggregazione sociale per anziani. Vi ricordo sempre qual è lo sportello che noi abbiamo dedicato di Vicenza Solidale per conoscere queste iniziative, ma per conoscere anche il punto più vicino alla propria casa, che risponde allo 0444 22 10 20. Ecco, soprattutto questo era un servizio in più che è un modo per cui il Comune sottolinea la necessità di porre attenzione proprio alle persone anziane e che non vanno lasciate sole in questo periodo, non a caso può anche svolgere una funzione di supporto al di là di dare i riferimenti. Questo è necessario ed è un modo anche per coinvolgere i cittadini verso chi è in difficoltà. Assolutamente sì, è un provvedimento che mira soprattutto a quelle persone che possiamo considerare fragili, vulnerabili, quindi anziani, bambini, persone che hanno magari sanitariamente delle difficoltà. Però per quanto riguarda soprattutto gli anziani, che hanno oggi anche un grosso problema che è la solitudine, il fatto di poter passare dei momenti magari al fresco all'interno dei centri di aggregazione sociale per anziani insieme a altre persone della propria età e poter fare delle attività insieme è un modo anche per sconfiggere la solitudine. Sconfiggere la solitudine, dice Matteo Tosetto da Vicenza, perché poi i temi sono tutti collegati, la solitudine, soprattutto quella degli anziani, vale nelle grandi città ma anche nei piccoli borghi. Marco Brandalise, torno da lei, prima abbiamo parlato del ruolo del volontariato nel
valorizzare le risorse del territorio, ma il volontariato, comunque la rete sociale è importante proprio per tenere vive queste comunità. Sì, appunto, perché nelle nostre comunità, se non ci fossero le associazioni di volontariato, le comunità non esisterebbero. Noi appunto possiamo contare ad esempio sull'Associazione Nazionale Alpini, anche il nostro gruppo, sebbene piccolo, è sempre attivo per quanto riguarda la collaborazione con le varie attività che vengono fatte durante l'anno, con il supporto logistico, ma anche attività di pulizia per tenere sempre decoroso il nostro paese e altre cose. Ecco, parliamo sempre di San Vito di Arsiè, ma lo faremo anche subito dopo la pubblicità. Giusto il tempo di dirvi che continua l'ondata di calore chiaramente in Veneto. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino. Per queste ore è confermata quindi la fase operativa di attenzione, la cosiddetta allerta gialla. È previsto disagio intenso su tutto il territorio regionale, non è escluso qualche rovescio temporale di calore in montagna, ma con probabilità piuttosto contenuta di fenomeni localmente intensi. Per i prossimi giorni è possibile un peggioramento delle condizioni meteo in riferimento all'allertamento per fenomeni di instabilità, specie sulle zone montane, ma localmente anche sulla pianura interna, e c'è una particolare attenzione per la giornata di domani sabato. Come va in montagna a San Vito? Si respira bene? È caldo ma si respira. È caldo ma si respira, un motivo in più per raggiungere le località della media montagna. Della media montagna, sì, per evitare l'overtourismo in giro. Là siamo certi. Sì, sicuramente. Allora, pubblicità, poi ritorniamo in onda fra poco. Di nuovo in diretta, siamo alle battute conclusive di questa prima edizione. Fra poco farò il riepilogo delle notizie di giornata, sono davvero tante. Qui con me, ve l'ho presentato, abbiamo già parlato a lungo, c'è Marco Brandalise, volontario referente dell'Associazione Nazionale dei San Vito d'Italia per il Triveneto, un'associazione molto particolare che guarda l'appuntamento del 23 agosto a San Vito di Arsiè, dove ci saranno tutte o quasi tutte le realtà che sono intitolate a San Vito, soprattutto quelle del nord-est, ma non tutte sono state intercettate, Brandalise, quindi lei vuole approfittare della sua presenza qui oggi ad Antena 3 per rivolgersi alle comunità, soprattutto quelle del nord-est che ci seguono. Sì, perché nel nord-est insistono almeno 59 comunità che rientrano nella nostra sfera di azione. Non siamo riusciti a contattarle tutte, al momento una quindicina di queste ha dato risposta, siamo riusciti ad avere un contatto ben definito e quindi riuscire a partecipare alla nostra iniziativa o con la corale o con una semplice delegazione o con appunto la possibilità di avere anche gli stand enogastronomici. Se la sente di fare qualche nome, chi è che manca l'appello? Magari ci stanno seguendo. Ma ne mancano ancora tantissimi, ad esempio sarebbe interessante almeno quelli che ne portano il nome, tipo per la provincia di Treviso, San Vito di Altivole, San Vito di Valdobbiadene siamo già in contatto e partecipa, anche San Vito di Cadore. Nel Vicentino sarebbe interessante San Vito di Leguzzano, Montecchio Precalcino. A Venezia, ad esempio in provincia di Venezia abbiamo Spinea, abbiamo Lusia in provincia di Rovigo, ne abbiamo tantissimi e tanti mancano ancora appunto all'appello. Quindi se ci state seguendo da San Vito di Altivole, ad esempio, sì. Ad esempio. Poi diceva Montecchio Precalcino. Montecchio Precalcino, perché Montecchio Precalcino? Perché la chiesa di Montecchio Precalcino è intitolata ai Santi Vito, Modesto e Crescenzia, quindi, che sono i tre santi che fanno parte appunto Montecchio Precalcino, che è una comunità anche particolarmente numerosa. Poi sì. Un'altra ancora, un altro nome? Abbiamo detto Spinea, abbiamo detto ci sono delle piccole comunità ancora che qui in provincia di Treviso. So che c'è una comunità in comune di Cappella Maggiore, una comunità in comune di Istrana, e sarebbe interessante poterle appunto contattare e istituire, iniziare anche con loro un approccio, un contatto di conoscenza. E trovarvi quindi tutti insieme appassionatamente il 23 di agosto, quindi fra 23 sì. giorni a San Vito di Arsiè, con inizio allora al mattino è prevista la sfilata dei paesi verso la chiesa parrocchiale verso le 10 e da lì inizierà appunto tutta la kermesse. Con alle 10:30 appunto la Santa Messa, una grande abbuffata a base di spiedo
verso il mezzogiorno. Per tutta la giornata sarà possibile visitare gli stand appunto dei paesi, delle comunità che partecipano con i prodotti enogastronomici. Abbiamo anche un'altra particolarità. Mi è stato chiesto da parte di alcuni amici che gravitano nel mondo campanario, visto che mi hanno detto questa raccolta, questo giro di amicizie nel Veneto, perché non possiamo fare anche un incontro anche con i campanari che ci sono in queste comunità? E abbiamo già cominciato a spargere la voce, quindi sarà riservato un momento anche per loro. Nella mattina appunto la messa sarà appunto annunciata anche con il suono delle campane, che noi abbiamo ancora anche in modo manuale. C'è un gruppo che partecipa e fa anche questo servizio. E lei le suona? E le suonano, certamente, sì, sì. È un'attività ancora diffusa? È ancora diffusa, in Veneto sì, è ancora molto diffusa. E nel pomeriggio invece le comunità sono invitate, questi campanari sono invitati a partecipare ad un momento per il suono del campanò, che è un'attività anche questa molto particolare in cui ogni comunità ha praticamente una melodia propria, peculiare, e quindi avremo piacere anche di ascoltare anche queste attività. Marco Brandalise, grazie davvero per essere stato qui mio ospite e spero che il suo appello sortisca l'effetto sperato. Ad ogni buon conto le auguro un buon 23 agosto e noi ci dirigiamo verso la fine di questa prima edizione. Vi ricordo le notizie principali di giornata, mi aiuto con il Gazzettino.it, la tragedia di Verona con un'anziana malata 80enne uccisa a coltellate in casa, è stato fermato il figlio 52enne che attualmente si trova a disposizione degli inquirenti. C'è poi la previsione sull'esodo estivo, un altro fine settimana da bollino nero, soprattutto lungo la 4, previsto un afflusso di 186.000 veicoli, e questo mentre il caldo, ne abbiamo parlato diffusamente, continua a incombere sul Veneto, che è tra le regioni in Italia che sta soffrendo di più, e sono attesi picchi di 40 gradi nel fine settimana, tra le conseguenze anche la vendemmia in anticipo. Su questo e su tutti gli altri temi di giornata torneremo questa sera a partire dalle 18:25 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, poi alle 19 c'è il telegiornale di Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Subito dopo di noi ci sarà Casa Pappagallo, imperdibile, con le ricette del giorno, e alle 16:15 più o meno il film Parlami di te, un film francese del 2018, un pomeriggio chiaramente da non perdere su Antenna 3. Grazie alla regia di Simone Merlo e Marco Gagliazzo, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, buon proseguimento.